Devo confessarvi che è sempre una grande gioia per me partecipare alla festa del folklore, alla festa soprattutto questa occasione, la 21ª dell'International Folk Fest. Ben trovati a tutti voi qui a Sestu, in Sagorti, nel Sabrazza di Casa Offelia. Qui ci stava bene anche un applauso così di incoraggiamento, perché così insomma cominciamo a entrare anche un po' in confidenza con voi. Insomma, siamo tanti anni che ci raccontiamo di questo festival, questa occasione che quest'anno festeggia quella che un tempo era la maggiore età, ma soprattutto c'è un'occasione che a me piace molto sottolineare, cioè che il lavoro dell'Associazione Culturale e Folclorica i Nuraghi di Sestu quest'anno è un anno molto speciale, un anno che, come dire, cade in una ricorrenza che per un'associazione culturale è importantissima, perché sono 60 anni di vita, 60 anni di attività. Questo vuol dire che ha messo le radici e sono andate giù in profondità in questa comunità. In molti abitanti di Sestu sono passati, hanno vissuto l'esperienza all'interno dell'associazione culturale e folclorica dei Nuraghi. Quindi questa relazione è così importante. E 21 anni fa l'associazione ha sentito anche il bisogno, l'esigenza, il desiderio di confrontare le proprie musiche, i propri canti, gli abiti tradizionali con quello che è il resto del mondo del folklore. Allora ecco che nasce l'International Folk Fest, che in tutti questi 20 anni insomma ha avuto modo di consolidarsi in diversi luoghi della città di Sestu e da qualche tempo qui nella Casa Offelia, un bel punto di riferimento culturale e musicale per la comunità sestese. Insomma, questo luogo che nasce nel 1901 e che insomma da casa padronale è diventata, come dire, la casa dei cittadini sestesi per incontrarsi nella musica, nelle attività culturali. E stasera nel percorso del festival, che sarà una triplice occasione, 3 giornate, nella prima giornata è molto importante perché entreremo dentro il cuore delle associazioni musicali folcloriche, perché stasera sarà dedicata interamente alla parte strumentale, la parte musicale, quella che generalmente sta in secondo piano, perché noi vediamo come i suoni diventano occasioni di ballo. Invece stasera mettiamo in evidenza proprio tutto quel mondo dei musicisti che anima appunto musicalmente la festa popolare, i canti tradizionali. E quindi insomma questa sarà una bella occasione e sarà anche una piacevole opportunità per noi per conoscere località del mondo, e andremo in luoghi così lontani in questi 3 giorni, perché stasera avremo occasione di stare in Europa con la Repubblica Ceca e la Spagna, ma anche in India e Messico. Faremo un'incursione nella Barbagia in Sardegna, a Gavò in modo particolare, e naturalmente apriremo e chiuderemo il nostro cerchio di questa giornata con Sestu, prima nella parte corale e poi nella parte strumentale. Insomma, questo era un po' il programma che anticipa quello che succede stasera. E a proposito di canti, vorrei intanto invitare il coro, una delle anime, una delle braccia possenti dell'associazione, perché la parte insomma corale, e quindi li vorrei tutti sul palco oggi con la magliettina ufficiale divisa bianca del coro polifonico folcloristico i Nuraghi di Sestu. Così mentre loro arrivano sul palco e voi li salutate così calorosamente, approfitto per ringraziare le istituzioni che ci aiutano a tenere in piedi questo appuntamento così impegnativo, sia dal punto di vista proprio non solo delle risorse economiche, ma anche dell'impegno delle persone, delle tante persone che ci lavorano. Quindi grazie alla Regione Sarda, grazie al Comune di Sestu e grazie alla Proloco di Sestu. Grazie Mario e tutta la tua squadra, insomma, sempre presente in tutte le manifestazioni qui a Sestu. E allora con il coro che ha modo di essere insomma instradato, diretto, seguito da Renato Cannas, non solo la chitarra ma anche la voce nella direzione musicale. Prima di tutto questo vorrei sentire un attimo te, Pierpaolo, perché mi piace, ecco, un altro applauso se ce l'avete, perché applaudire Pierpaolo significa applaudire tutta la famiglia dei Nuraghi di Sestu. E insomma c'è tanta gente che ci lavora, e io stasera insomma ti voglio coinvolgere, perché questo
sessantennale è un momento importante, il 21esimo lo stesso, insomma, quindi insomma tanta fatica ma anche tanta soddisfazione. Sì, abbiamo iniziato i festeggiamenti del sessantennale con una bella mostra di costumi qui a Casofelia. Abbiamo continuato ai primi di giugno, l'8 giugno, con una messa per ricordare la fondazione, con un grande rinfresco su Balludundu all'uscita di chiesa, e concluderemo proprio i festeggiamenti del sessantennale a San Gimignano, in occasione del Festival del Proloco, il 4 di ottobre, facendo uno spettacolo completo come si faceva una volta. Un gruppo solamente invitato in un paese sale sul palco e per 2 ore sta sul palco a eseguire danze, canti, musiche e tutto quello che ne viene, e tenendo conto anche che in questa occasione rientrano i vecchi componenti del gruppo e quindi ci allieteranno con i costumi che portavano a suo tempo, non curanti dell'evoluzione che ha avuto nella ricerca il gruppo. Loro porteranno fieramente quello che hanno portato fino alla loro presenza nel gruppo, che noi naturalmente non critichiamo, perché è stato portato anche da noi, è la nostra storia. E così faremo un bello spettacolo, un rincontro di amici, un incontro con la popolazione, e sarà bello concludere la festa così. Grazie. Grazie Pierpaolo. Sì, perché poi domani parleremo anche, domani e dopodomani, quando ci sarà il gruppo di ballo, parleremo anche di quello che anticipava Pierpaolo, cioè dell'evoluzione nella ricerca dell'apparato vestimentario locale, di tutte le sue fogge, di tutte le occasioni in cui si indossavano gli abiti e quindi le varietà che saranno presenti sul palco. Ma adesso mi pare che tutto sia pronto, per cui un canto a Muttettus all'Airellellara, ma legato anche dal canto in Miellà, e quindi sarà questa la prima proposta musicale che apre questa occasione tutta dedicata alle musiche, ai suoni e ai canti, naturalmente con i padroni di casa, i festeggiati, i sessantenni, ormai siete tutti sessantenni, qui anche voi non potete sottrarvi, e quindi cominciamo con loro, così comincia la 21esima edizione dell'International Folk Fest con i Nuraghi di Sestu nella parte del coro. La
Grazie. Allora, abbiamo finito? Ne abbiamo un altro? Però l'applauso non è che mi è piaciuto molto. Adesso sì. Allora, fermi un attimo perché vorrei l'assessore alla cultura Matteo Taccori, vieni, perché mi fa piacere averlo sul palco, intanto perché l'amministrazione sostiene questo appuntamento e poi perché insomma è importante capire anche il significato delle associazioni culturali e folcloriche che animano culturalmente la città e quindi mi pare giusto la tua partecipazione. Prego, assessore. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Eccessivo l'applauso. No, intanto ringrazio il gruppo Folk in Nuraghi che come tutti gli anni si impegna a portare avanti questa manifestazione che è complessa da organizzare, forse mai come quest'anno abbiamo toccato con mano la complessità di ospitare 91 persone nel nostro comune, persone che vengono da diverse aree geografiche, che quindi parlano lingue diverse, hanno abitudini e usanze diverse e poi tutto questo si riflette nell'organizzazione. Perché banalmente quando abbiamo fatto la presentazione dei gruppi abbiamo dovuto trovare un traduttore di spagnolo, uno di inglese, perché comunque ci sono abitudini alimentari diverse e tutto questo rappresenta una complessità ma rappresenta una ricchezza. Quindi la nostra ricchezza è avere associazioni che ancora abbiano voglia di farsi carico di questi oneri, perché comunque davvero nel 2025 diventa sempre più difficile portare avanti queste attività. Per noi è un piacere ovviamente ospitare come tutti gli anni il festival, ospitare i rappresentanti dei paesi stranieri e sarà un piacere anche avere degli scambi con le altre associazioni del territorio sardo che comunque collaborano con il gruppo Folk in Nuraghi e porteranno i loro gruppi ospiti di altri festival contemporaneamente presenti sul territorio. Quindi è sempre un piacere davvero ospitare e avere l'occasione di portare sul palco di Sestu culture e tradizioni della Sardegna ma anche di tutto il mondo. Grazie assessore, grazie infinite. Grazie infinite e grazie infinite a voi. Perché adesso dovete lavorare insomma per coordinare il tutto. Grazie, lasciamo subito il palco per preparare i primi ospiti internazionali. Abbiamo detto tutto dedicato alla musica, ecco ci sta questo saluto al gruppo di Sestu, il gruppo Nuraghi, al coro in Nuraghi di Sestu. Allora, come ospiti internazionali i primi sono i componenti di una giovane nazione, la Repubblica Ceca, quindi stiamo nel nostro continente ed è un riferimento interessante anche dal punto di vista musicale, soprattutto se pensiamo alla Repubblica Ceca nel periodo della musica romantica. Siamo nel XIX secolo con i grandi compositori da Antonín Dvořák, ma anche Julius Fučík è ancora uno dei più famosi che ha avuto occasione insomma di comporre molte melodie che sono diventate patrimonio insomma di tutto il continente, Leos Janáček. E con diciamo questo periodo romantico ha portato poi a tutta una serie di evoluzioni di altri componimenti musicali. C'è un'associazione che è quella che è presente stasera qui al Festival Internazionale del Folklore, che è un'associazione molto importante fra gli ensemble più prestigiosi insomma dell'aspetto tradizionale ma anche di piccole rielaborazioni della Repubblica Ceca. In particolare loro faranno e fanno come obiettivo un omaggio alla regione della Valacchia, che è insomma quella evidentemente la loro regione di appartenenza e da dove attingono maggiormente. E questa associazione ha inizio nell'agosto del 1944, quindi siamo insomma nel periodo immediatamente intorno alla fine della seconda guerra mondiale. È lì che si è pensato e pian piano nel dopoguerra ha avuto occasione insomma di svilupparsi, di mettere radici in quel territorio, e il fondatore di questa associazione è stato, come dire, importante ancora oggi, perché intanto proprio in questi giorni compie 100 anni, ma è soprattutto perché è stato uno dei più importanti ricercatori, musicologi del territorio, e ha anche recuperato, e domani lo vedremo nel ballo, alcune danze popolari che un tempo venivano eseguite come rituali delle comunità. Quindi
quindi ha avuto un ruolo molto importante questo Zdeněk Kaspar, che è stato appunto il fondatore al quale tutti i componenti sono particolarmente grati. Loro utilizzeranno ovviamente gli strumenti della tradizione popolare, alcune cose anche di rielaborazione, ma principalmente insomma sono molto fedeli alla tradizione, anche se proprio nel corso del tempo hanno incrementato questi nuovi stili musicali per dare anche un respiro più ampio, soprattutto nelle partecipazioni internazionali, dove loro hanno occasione insomma di essere sempre presenti con la banda musicale, che è la parte strumentale che vedremo stasera, e col gruppo folclorico anche di ballo. Eccoci che sono arrivati e ci raggiungono. Una delle cose che ci proporranno è una specie di viaggio, piccolo viaggio sonoro nel loro territorio, che però insomma è composto da suonate e da canti, anche con un coro tutto al femminile. Sono canzoni di un villaggio di questo territorio della Valacchia. Il gruppo musicale che si chiama Jasenka, e appunto arriva da questa regione della Repubblica Ceca, ci propone prima questo invito ai musicisti a suonare e non fermarsi mai come prima proposta musicale. Poi ci sono una sorta di raccolta di canzoni di uno di questi villaggi della loro regione di appartenenza, mentre i musicisti insomma suonano a gruppi da 3 e poi insomma si evolvono, e ognuno di loro porta un contributo musicale fino ad elaborare delle piacevoli sonorità di coinvolgimento. Poi ci sono combinazioni di canzoni femminili che avremo modo di ascoltare, che sono canzoni d'amore che insomma cantano ai propri amati. E poi ci sono delle polche, anche queste sono dei balli europei diffusi in tutto il continente, naturalmente con delle caratterizzazioni particolari della Repubblica Ceca. E poi canzoni che raccontano la storia di un amore non corrisposto, insomma situazioni comuni praticamente a tutto il mondo, e chiudono con un omaggio alla regione della Valacchia, di questi cantanti che un tempo avevano difficoltà nel guadagnarsi dal vivere con la musica. Tutto è pronto, per cui con molto piacere insomma iniziamo con i nostri ospiti internazionali della Repubblica Ceca, il gruppo dei musicisti della Jasenka.
letěla laštověnka přes zelený les. Jak u mě to laštověnko novinu neseš? Nesu já ti novinečku, ale nedobrou. Jaže tvoju galánečku namlouvat budu. Když si jedu, nechci jedu, ať si ju maju. Já však ještě u sousedů děvčátko maju. Jeden si ju zamiloval, druhý si ju vzal. A ten třetí si naříče, že ju nedostal. A ten čtvrtý pod okénkem utírá oči. A ten pátý při muzice šánečkem točí. Jak živí budeme, když nenasejeme raného obroku. Nebude nám na úvěru do skoku. Rež sa nezrodila, pohanka chybila na mále zemňáku. Přibude nám na jasence žebráku. Sebereme hárky, půjdem na Slováky, naberem do Háňu a donesem do Moravy na Hánu. Jdu chlapci přes kopce nesu tabák po nožce, po nožce. Obrajti si myslí a že oni nás chytí a chytí a. Obrajti si myslí a že oni nás chytí a chytí a. Já když jdu polem, ohledám za kolem, zhlédnu jí obrajitý. Ach, on už byl na mou košu zapatý. Já jsem celý svrnul, jak mě obrajt strhnul tu háru ze zádu. Oj,
dalo mě to na mou kušu do hávu. Obrajz takej svrnul, kamarád mu strunul pozadu. Kijákem strhali jsme dolů grůněm s tabákem. Hýbajte lancmoši dolů ke Vsetínu, my půjdem s tabáčkem přes Novou Dětinu. Na Javorních videm spočinem si trošku, ještě se podívám na tu svoju nožku. Však mi to vytáhnem dolů na Hanáko. Co nás vytáhne korman ve Slováko, však mi to vytáhnem dolů na Hanáko. E questi sono i canti, le musiche della Repubblica Ceca, del gruppo Jasenka, gruppo storico fondato da Zdeněk Kašpar. Grazie infinite a tutti voi e domani, insomma, nella occasione anche del ballo, loro si ripeteranno con le musiche per accompagnare danzatori e danzatrici. Questa è la prima occasione, abbiamo detto che faremo in qualche modo un virtuale viaggio verso le musiche del mondo. Stiamo ancora nel nostro continente, nella penisola iberica, la Spagna, la regione della Murcia, che ha una grandissima tradizione della cultura popolare, delle tradizioni musicali, dei riti che si svolgono in questi territori di questa regione. È interessante anche il lavoro che sta facendo e che fa questo gruppo folclorico ospite della 21esima edizione dell'International Folk Fest, perché è un gruppo che intanto ha 45 anni di attività, è nato nel 1981, è un gruppo che ha più nomi, intanto è dedicato a San Francisco de Asís, quindi da Francesco d'Assisi, ma è anche Peña Huertana, quindi è un gruppo che si rifà alle tradizioni rurali. Peña Huertana vuol dire club, circolo dell'area, come dire, rurale del territorio della Murcia. E poi il Botijo è un altro dei nomi attribuiti all'associazione, al gruppo di ballo. In questo caso è una sorta di, come dire, strumento, elemento, un contenitore tradizionale per l'acqua, una sorta di marica, insomma, per intenderci, l'equivalente di un recipiente in terracotta. Questa associazione, dicevo, da 45 anni non solo si preoccupa di portare in scena nei festival del folklore internazionale come quelli di oggi, che stanno vivendo oggi, le loro tradizioni musicali, i balli che vedremo, insomma, anche domani, ma loro partecipano attivamente alle attività che sono ancora vive nella loro regione. Come abbiamo detto, una regione molto tradizionalista che vive ancora alcuni rituali. Una di questi, per esempio, sono i canti alla croce del 1° maggio, quindi loro la sera del 30 aprile, dopo aver preparato i dolci tipici, i pani tradizionali, vanno in giro a cantare alla croce, in questa tradizione popolare che proprio questa associazione sta mantenendo viva nella loro regione. Per quanto riguarda invece la ricerca da parte della musica, loro ci propongono alcune canzoni tradizionali, ma anche una interessante rielaborazione, modernizzazione
di quelle che sono insomma le sonorità del loro patrimonio. Gli strumenti musicali naturalmente sono tutti figli di quel territorio dei cordofoni utilizzati soprattutto in questa regione della Spagna, e il viaggio musicale sarà interessante perché alcune di queste sono certamente dei brani conosciuti e famosi come le malagueñas, che sono insomma una variante del fandango che ci riporta un po' al XVII-XVIII secolo, quindi l'inizio di queste elaborazioni che poi diventano come dire, patrimoni popolari. Oltre alle musiche naturalmente, come vediamo, c'è anche una buona e nutrita parte vocale sia corale che individuale per raccontarci alcune delle canzoni. Intanto ci saranno oltre alle malagueñas anche la jotas, che è una delle danze popolari più diffuse. Oggi la sentiremo dal punto di vista strumentale, magari domani avremo occasione di vedere anche come si sviluppa il ballo. Tra l'altro è anche diventata o è in corso insomma di essere riconosciuta anche come patrimonio materiale dell'umanità. Chiudiamo con parrandas, che sono anche qui baldoria, festa, grande festa popolare, e poi mazurka, che abbiamo detto sono i balli diciamo europei ma che ogni nazione quindi fa propria. Per cui con molto piacere insomma avremo occasione di seguire il gruppo folclorico San Francisco de Asís, Peña Huertana e il Botijo, insomma la Spagna. Ni a los hombres ni a la piedad, soy un ser que no le temo. Ni a los hombres ni a la piedad, pero en cambio soy un niño. Cuando te tengo a mi vera y me tratas con cariño. Viva Murcia, que es mi tierra. Viva Murcia, que es mi tierra. La tierra donde nací. Y como Murcia es mi tierra, y aquí tengo que morir. Viva Murcia, que es mi tierra. Tenemos el Mar Menor en la provincia de Murcia. Tenemos el Mar Menor, el campo de Cartagena y el puerto de Mazarrón, Alcantarilla y Alchina. Y allá va la despedida, allá va la despedida, con esta y no canto más, porque nunca me ha gustado con amigos quedar mal, que me voy a retirar.
debajo del delantal tienes un conejo vivo. Tienes un conejo vivo, debajo del delantal tienes un conejo vivo. Tienes un conejo vivo y yo tengo una escopeta, deja que le meta un tiro. Dame de aquello que me diste anoche y estaba muy bueno. La que canta en la iglesia no tiene cura. No tiene cura. La que canta en la iglesia no tiene cura. No tiene cura. Pero para una misa no tiene altura. Que sale herido, todo lo que te pones que está bonito. Te pedía ausencia porque me voy. Porque me voy. Te pedía ausencia porque me voy. Porque me voy. Que estoy haciendo falta donde no estoy. Y aquí se acaba la novela que he cansado y he terminado. No, grazie infinite. Salutiamo ancora la Spagna e i musicisti della Spagna, grazie. Allora, prossima situazione sarà insomma un'occasione per ascoltare i nostri suoni, questo lo dico a beneficio di chi è qui nella corte in Sabrazza di Casa Offelia a Sesto, ma anche chi ci sta seguendo attraverso Telesardegna in questo speciale di Armonias in viaggio che ha registrato tutto ciò che è avvenuto in questa serata e lo ripropone insomma ai nostri telespettatori di Telesardegna del canale 13. Adesso dicevo nella nostra incursione nel nostro territorio regionale siamo andati proprio ad invitare una formazione nel cuore dell'isola della Barbagia, siamo a Gavoi e immediatamente con Gavoi ci viene alla memoria l'occasione di grande coinvolgimento, di festa popolare, di balli spontanei che avvengono in occasione del carnevale, anche durante le grandi feste che si festeggiano durante l'anno a Gavoi nel calendario degli appuntamenti di festa, ma certo quello del carnevale è un grande happening, è una grande occasione per coinvolgere tutti i gavoesi e naturalmente i tanti turisti appassionati, studiosi, fotografi, insomma c'è tutto un mondo che si muove intorno a questo avvenimento. È un avvenimento che ha generato poi tra l'altro la nascita di un vero e proprio ensemble musicale, perché Gavoi, come sappiamo, eccoli qua, intanto Miriam Costeri col suo abito tradizionale e poi fra un po' avremo occasione di sentire e di presentare anche tutti gli altri musicisti su Concerto Gavoesu. Ma è interessante il fatto che intanto c'è uno strumento musicale, un membranofono, quindi uno strumento a percussione che ha proprio una origine gavoese, quindi una tipologia di tamburo tutto gavoese. A questo strumento si aggiunge su pipiolo, quindi un altro degli strumenti, lo zufolo pastorale, il flauto a becco, possiamo definirlo, e su triangolo, che sono gli strumenti, insomma, l'idiofono caratteristico che ne scandisce la ritmica, poi è la voce umana. Nel tempo si è aggiunto anche l'organetto diatonico che alla fine del 1800 è arrivato in Sardegna e quindi si forma un ensemble musicale
musicale tipico per accompagnare i diversi balli. E mi fa piacere che Miriam Costeri, che segue molte situazioni musicali, poi ne parleremo, è comunque molto fedele, insomma, alla sua tradizione locale. Allora ecco che con Demetrio Manca, un mio caro amico gavoese, io voglio salutare con un applauso bello, perché non solo costruisce tamburi, è un musicista, ma fa mille altre cose, insomma, in paese. Demetrio sarà voce Tumbarinu, e poi c'è tutta la famiglia Costeri, insomma, perché è una famiglia di musicisti, oltre a Miriam che suonerà l'organetto e il triangolo, Antonio Francesco con organetto, pipiolo e tumbarinu, poi Davide, triangolo e tumbarinu, e insomma questa mi pare li ho detti tutti, no? Antonio Francesco, Giuseppe, mancava Giuseppe, giusto? Giuseppe che ha pipiolo e tumbarino, Giuseppe Costeri. Quindi si scambieranno, insomma, avranno occasione di tessere delle tele musicali piuttosto interessanti, e ci porteranno nei 3 principali balli, anzi ce ne sono di più a dire il vero, però ci porteranno insomma in Zuballo Tundu Gavoesu, che è il suono continuo del carnevale delle feste, su Passu Torrao, e poi su Urre Urre, che è una sorta di di dillu, però che ha una serpentina costante, insomma. E poi dopo faremo una cosa interessante, questo lo dico anche a beneficio del fonico, che faremo una cosa non prevista dal programma, ma intanto godiamoci questo spaccato di festa gavoese, tutta gavoese, con i 3 balli del suo concerto gavoeso.
Grazie Concerto Gavoesu, grazie Demetrio, grazie mille. Tra l'altro l'ho detto che è un costruttore di tamburo, io ho avuto la fortuna, insomma, anni fa mi regalò un tamburo simile a questo, io ce l'ho sempre in studio e ogni tanto gli faccio finalmente fare il suo lavoro, cioè lo presto a qualche musicista vero e lo suona, e mi hanno detto che è un tamburo straordinario, quindi complimenti. E insomma salutiamo anche i componenti della famiglia Costeri, perché io voglio rimanere solo con Miriam per un attimo, quindi grazie a Giuseppe, a Davide e anche a Antonio Francesco. Va bene? Grazie anche Demetrio. Vieni, perché io ti vorrei chiedere, Miriam, tu hai sì la tua, come dire, occasione di espressione della tradizione del tuo paese con le feste, i balli tradizionali, ma poi sei una musicista e hai tutta una serie di gruppi, di formazioni, di situazioni musicali. Una molto interessante, tutta al femminile. E stasera faremo, credo, solo un'anticipazione, perché io ho visto che c'è Federica Olla che è qui, ma lei non si è preparata per salire sul palco. C'è invece un'altra tua collega che suona invece nel progetto. Raccontaci di questo progetto Tutte Donne e poi che cosa farai, insomma, e con chi. Sì, è un progetto che è nato un po' spontaneamente da quando io fuori sede all'Università di Cagliari ho così voluto, diciamo, riprodurre il mio habitat naturale di strumenti gavoesi, quindi tamburo, triangolo. E quindi ho deciso così, fra le pause studio universitarie, di suonare con le mie colleghe di studio, con le mie amiche, e da qui poi è nato proprio un vero e proprio gruppo, perché poi ci sentivano gli amici così in occasione di pausa, così al bar, e ci dicevano: ah, ma dai, allora venite a suonare alla festa al nostro paese. E da lì è nato appunto il gruppo come tale, Su Concerto Antico, che poi è il primo gruppo strumentale etno-folk sardo interamente al femminile, ecco. Sì, anche questa è una bella cosa. E tra l'altro i suoi studi universitari hanno portato dei buoni frutti, perché adesso lei è medico dermatologo, vero? Sì. Dov'è che operi? Allora, io adesso sono all'ultimo anno della specializzazione in dermatologia, attualmente sono al Sant'Orsola di Bologna, infatti ho preso l'aereo da Bologna direttamente catapultata qui a Sesto con grande piacere e con grande onore comunque. E grazie dell'invito a te, Ottavio. Grazie, è sempre un'emozione grande. È una ragazza straordinaria, veramente. Miriam è davvero una potenza, perché ha dentro tanta energia. E allora, con questa formazione tutta al femminile, che vi fate un sacco di serate, quindi non so come farai tu a organizzare la tua vita, fate un sacco di serate, la formazione al completo com'è? Oltre a Federica che abbiamo detto, c'è anche, mi pare, Melissa, e poi chi altri nelle formazioni che avete stabili, diciamo? Sì, allora diciamo che è diventato proprio alla fine un vero e proprio collettivo di donne che suonano, donne, ragazze, di chiunque ha piacere a suonare con noi, a collaborare, quindi è una formazione comunque flessibile, possiamo suonare sia in duo come faremo oggi, generalmente siamo in 4, ma possiamo essere anche di più, anche in 5, poi abbiamo vari strumenti della tradizione a seconda delle collaborazioni, quindi abbiamo anche la fisarmonica, le launeddas, a parte il tamburo, il triangolo gavoesi, poi anche la chitarra, il canto, la zacanna sperrada, uno strumento tipico del Campidano, e anche la trunfa. Bene, allora non abbiamo chiamato però Melissa Raffo, vieni Melissa, eccoci qua. Lei tra l'altro un po' di tutta la Sardegna, perché Melissa mi pare sia maresa, no? Ecco qua, di Maracalagones. Quindi chitarra e voce, va bene, giusto? Chiedo scusa al fonico perché non abbiamo avuto modo di provare, una cosa che ho chiesto e che ho voluto io, insomma, gli ho chiesto, oltre alla proposta che avevamo in programma del Concerto Gavoesu, di farci anche un'anticipazione, un cadeau, insomma, di quello che è il suo lavoro con il gruppo Tutto al Femminile. Quindi in duo che cosa ci farete ascoltare? Oggi in duo faremo un ballitu, che è un po' il ballo universale, un po' come l'inglese nel linguaggio del mondo. Un ballitu più o meno si balla ovunque, ecco. Ok, allora se tutto è pronto, Giacomo insomma si organizzerà, lei prenderà possesso del suo Castagnari e a questo punto tu con la chitarra insomma e la voce ci accompagnerete in questo viaggio del ballitu universale, va bene?
Grazie Melissa Raffo, grazie Miriam Costeri anche di questa proposta che anticipa insomma in qualche modo quello che fate in giro nelle piazze dell'isola in questa estate. Grazie davvero per la tua partecipazione, grazie mille, a presto con la musica della nostra isola, perché adesso andremo invece in giro per il mondo, nell'Asia meridionale, andiamo in India dove faremo questa esperienza vera e propria dal punto di vista musicale, perché in realtà la musica indiana è una fortissima componente che copre una vasta gamma diciamo di tradizioni, il gruppo della musica che possiamo definire classica, ma anche quella di espressione regionale e popolare, con le due principali forme, il filmi che è una dei filoni della musica popolare, ma anche il folklore vero e proprio, di cui le forme principali, quelle più conosciute nel mondo, sono espresse attraverso una definizione del baul, che è la più nota delle espressioni del folklore. E noi avremo una formazione, la parte diciamo l'anima strumentale di questa associazione, gruppo folclorico che nasce negli anni '80, quindi insomma ha una sua bella storia alle spalle, anche di esperienze di concerti, di manifestazioni, di riproposizioni, di una rappresentazione di tutto il paese, perché come vedremo nel corso della loro proposta ci sono delle esperienze musicali vere e proprie di diverse regioni insomma del loro paese, dell'India appunto, e sono tutti dei musicisti professionisti che hanno appunto occasione di proporre non soltanto per accompagnare il gruppo folclorico nelle danze, ma anche come attività concertistica. La Kalakara Institution Dance è questo gruppo che noi avremo occasione insomma di ascoltare, che si preoccupa molto insomma di promuovere la musica e la danza popolare evidentemente indiana nel mondo, e lo fa da 45 anni possiamo dire, e sono tutte iniziative di musicisti molto appassionati insomma di queste tradizioni che appunto nel corso delle esibizioni e dei festival hanno questa grande opportunità di presentare il loro ricco patrimonio musicale. Anche in questo caso una forte radice nella tradizione, negli stilemi tradizionali, ma come loro giustamente fanno, come tutti i musicisti, tendono, come dire, a dare un proprio contributo di crescita musicale, e quindi anche con delle piccole rielaborazioni. Interessante la forma strumentale, tutti i strumenti musicali che fanno parte evidentemente della loro tradizione, e il viaggio che avremo modo di fare insieme, che abbiamo detto ci porterà insomma nelle varie regioni dell'India, dal nord al sud. Inizierà con una preghiera di benvenuto, quindi un momento molto importante dal punto di vista musicale, per cominciare a creare quella atmosfera di ascolto necessaria per questo tipo di musica, e poi avremo modo di ascoltare un canto femminile che viene cantato nei rituali prima delle nozze, prima del matrimonio, altri canti della festa di Navatri, altri ancora di lavoro dei pastori mentre portano, come dire, al pascolo le pecore, oppure canti tradizionali bengalesi, canti d'amore tradizionali bengalesi, e poi una sorta di canto popolare filosofico dell'area dell'est dell'India che ci accompagnerà invece nella parte più settentrionale, che sarà il canto importante che viene cantato durante la celebrazione del compleanno di Sri Krishna. Quindi questo sarà insomma una bella occasione, importantissima occasione che ci offre la 21esima edizione dell'International Folk Fest, che ci porta con il gruppo musicale Kalakara Institution of Dance della India. Ganapati Ganapati Gunapati Lambodara Gajavadana
भालचंद्र गौरी तनय महाकाय नमोस्तुते एकदंत शूर्पकर्ण शिवसुताय विघ्नहारे एकदंत शूर्पकर्ण शिवसुताय विघ्नहारे गणानाथ सिद्धिदाये गणानाथ सिद्धिदाय कलागुण जयोस्तुते गणपति गुणपति लंबोदर गजवदन भालचंद्र गौरी तनय महाकाय नमोस्तुते महाकाय नमोस्तुते महाकाय गोऱ्या गोऱ्या गालाभरी चढली लाजची लाली गपोरी नवरी आली गोऱ्या गोऱ्या गालाभरी चढली लाजची लाली गपोरी नवरी आली सनईच्या सुरामध्ये चौघडा बोलतो दारी गपोरी नवरी आली सजनी आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो
आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे जमुना कटेरा सिर में कौन डोने राधा जोवे आँखों गमे ताने मेरे काम आधा जमुना कटेरा सिर में कौन डोने राधा जोवे आँखों गमे ताने मेरे काम राधा आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो आज प्रीतम ने प्रीत मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे तुझो राधा ने श्याम मळे जाशे अन सुंबरान मांडिल बासुंबरान मांडिल सुंबरान मांडल बासुंबरान मांडल सुंबरान मांडल बासुंबरान मांडल अन सिद्धी विनायका तुझा सिद्ध टेक गावर पायावर डोरी तुझ्या भगताला लावर अन दैत्य मधुन कैत्य भार गांजल हे नगर अन विष्णू नारायण गाई गणपतीचा गजर अन राक्षस मिल नवल झालं पिकावरी देऊळ आलं अन राक्षस मिल नवल झालं टिकावरी देऊळ आलं अन रामबरुंद गाभाऱ्याला पितळेचा मखर चंद्र सूर्य गरुडाची भोवती कला कुसर अन चंद्र सूर्य गरुडाची भोवती कला कुसर लांब रुंद गाभाऱ्याला पितळेचा मखर अन लांब रुंद गाभाऱ्याला पितळेचा मखर अन सिद्धी विनायका तुझा सिद्ध टेक गावर सिद्धी विनायका तुझा सिद्ध टेक गावर सुंबरान मांडिल बासुंबरान मांडल सुंबरान मांडल बासुंबरान मांडल हो कागज के दो पंख लेके उड़ा चला है रे कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा क्या मन बोका मोंटा रे
कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला है रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मन बोका मोंटा रे, दिशाहारा क्या मन बोका मोंटा रे, दिशाहारा क्या मन बोका मोंटा रे। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, आह गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला।
देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन 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 गोपाला. Thank you so much. Thank you. Gracias. La 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 la. Sing, come on. La 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 la. One more time. La 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 la. है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा ला 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 ला. Everybody. La 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 la. हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा ला 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 ला. ज़माना देखा सारा है सबका सितारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का ज़माना देखा सारा है सबका सितारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आए ला 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 Namaste. Che bellezza ascoltare queste musiche, questo quadro straordinario che ci ha offerto il gruppo Kalacar Institution Dance dell'India e vorrei ringraziare davvero tutti i musicisti, in particolare chi ci ha proposto l'armonium e voce, Shreyas Patkar, che tra l'altro lui è un musicista, cantante, compositore, insomma un personaggio molto famoso tra l'altro in India. Siamo molto felici di avervi qui, veramente grazie. Ce l'avete un altro applauso bello per loro? Grazie, grazie mille. E domani avremo anche tutte le danzatrici, i danzatori, insomma il gruppo completo. Complimenti e grazie ancora, grazie ancora. Oh, che bella insomma questa esperienza che ci fa fare la 21esima edizione dell'International Folk Fest e quindi insomma adesso poi mettendo in evidenza, come abbiamo detto in apertura di serata, mettendo in evidenza l'aspetto musicale. Questa è una bella idea che l'associazione ha avuto, che l'organizzazione del festival ha avuto, perché generalmente non abbiamo mai l'opportunità nei festival del folklore, visto che viene messa in primo piano e in scena principalmente la danza, non abbiamo mai l'opportunità di concentrarci invece sulle sonorità e sui canti, come è avvenuto stasera e come abbiamo avuto
avuto opportunità di fare stasera, con tutte le diverse formazioni. Adesso chiuderemo con un altro quadro musicale che è estremamente coinvolgente, affascinante, interessante sotto ogni profilo, anche quello proprio della ricerca, della sua costruzione, dei luoghi di appartenenza e di provenienza. Sto parlando del Messico e la parte strumentale messicana e quella musica ranchera, quindi il gruppo dei mariachi, che sono il riferimento musicale della zona dell'ovest del Messico, ma che rappresentano insomma un po' tutto il paese. E questo è un quadro che noi avremo occasione di vivere insieme all'associazione, che è un gruppo strumentale musicale molto importante del Messico, si chiama Tierra Querida, quindi terra cara. Loro hanno, come dire, da professionisti, insomma, iniziato questo percorso nel 2012, quindi hanno già consolidato con tanti anni di attività. Naturalmente hanno iniziato, insomma, a San Luis Potosí, poi si sono, come dire, fatti conoscere in tutto il paese e adesso è diventata una delle band di grande riferimento come gruppo di mariachi, e poi naturalmente accompagnando anche il gruppo folclorico che vedremo domani. Visto che tutto è pronto, velocemente vi dico che, visto che abbiamo parlato della canzone ranchera, ci porteranno, insomma, forse una delle espressioni più importanti, quella del El Rey, cioè il re di questo genere musicale, José Alfredo Jiménez, che è, insomma, è uno dei più popolari di questo genere di canzone, che parla proprio dell'orgoglio dell'appartenenza. Poi ancora una storia di una donna che piange, la Loronia forse, però è interessante ciò che è diventato tra storia e leggenda, che è diventato, insomma, un canto estremamente popolare. Poi ancora una melodia molto emozionante con storie e sentimenti d'amore, che ci portano poi a una delle canzoni messicane più famose in tutto il mondo, Bésame Mucho, che è stata composta da una pianista messicana, Consuelo Velázquez, che aveva solo 15 anni allora quando l'ha composta, ed è diventata, insomma, una hit patrimonio, come dire, mondiale. Sarà bello, insomma, ascoltare questo gruppo di mariachi Tierra Querida con questi brani che ci portano tutte le atmosfere del Messico. E viva Messico! Tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley.
Sei tu. Grazie mille. Siamo molto felici de estar en esta Doti con voi. Quiero presentar a todos ustedes a la jefa del grupo que nos va a hacer la siguiente interpretación. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos especiales para los muchachos del grupo folclórico Herencia de México. Saluditos especiales. Adelante, comadre. Adelante. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Tápame con tu rebozo y llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo y llorona, porque me muero de frío. Todos me dicen el negro, ay llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, ay llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, ay llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, ay llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, llorona, 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 llévame al río. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Molte grazie. Un applauso para el mariachi, tierra querida, señor. ¡Viva México!
chinita, por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se terminó cantando los versos de los laureles. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. ¿Cómo dice? Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bravo, ese es tú.
Tierra querida. Che bellezza. Vai a ascoltare Besame mucho dai mariachi. Non ci avete fatto ascoltare Cielito lindo? Come è possibile? E come è possibile? Cielito lindo? Un pochito, eh? Vamos a cantar todos. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Vamos todos. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Grazie, muchas gracias. Grazie mille. Oh, tierra querida. Grazie Messico. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa prima serata tutta musicale, però noi abbiamo fatto un piccolo giro nel mondo della musica, delle canzoni. Abbiamo avuto insomma la Repubblica Ceca, la Spagna, l'India, ora Messico, ma abbiamo aperto con il coro di Sesto e chiudiamo con i suoni di un ballitto, del ballo popolare di diffusione regionale, lo ha detto anche Miriam quando lo hanno interpretato nella versione cantata. Adesso invece con chitarra quella di Renato Cannas e con l'organetto di Stefania Manca, componenti dell'Associazione Culturale e Folclorica i Nuraghi, e quindi sono gli animatori musicali, insomma un po' l'anima sonora di questa associazione, per cui con loro insomma atterriamo e arriviamo alla conclusione di questa prima giornata. Renato lo abbiamo salutato prima con molto piacere, che ha diretto anche il coro. Vorrei salutare adesso anche Stefania Manca con un bel applauso e dire grazie, insomma, non solo per la musica che ci offre stasera, ma per il contributo che dai a tutta l'associazione i Nuraghi. E con questo ballito prima è successo che durante le esecuzioni sonore del balli, soprattutto quelli sardi con Gavoi, c'è stato un po' di movimento di ballo molto piacevole. Se succedesse anche ora la cosa ci farebbe molto piacere, perché vuol dire che hanno insomma fatto proprie queste sonorità. Quindi lasciamo aperte le telecamere anche in giro, vediamo che succede in questo ballo, se riusciamo a coinvolgerli. Quindi ancora una volta Sestu, l'associazione i Nuraghi con Renato Cannas e Stefania Manca.
L'associazione culturale e folclorica I Nuraghi di Sestu con Renato Cannas, Stefania Manca, grazie. Allora, grazie a tutti voi che ci avete seguito qui in sala, a Sestu, a Casa Offelia, grazie a chi ci ha seguito sul canale 13 di Tele Sardegna e naturalmente l'appuntamento è con altre cose di Armonias in Viaggio. Grazie alla Regione Autonoma della Sardegna, non solo per aver sostenuto questo appuntamento, ma per aver sostenuto anche la nostra trasmissione. Grazie al Comune di Sestu, alla Proloco e tutti coloro che hanno collaborato. Grazie a tutti voi, buonasera.